depositadas a listas in municipiu in nugoris cominzadas a campagna elettorale che in sas presentazioni ufficiali de listas e candidatos faina necessaria pro comprendere commente rispondene sor cittadinos. E riporta idea in auditorium desa Biblioteca Satta su movimento progetto per nuo rappresentato sor 20 battos candidatos suos e su programma partiu in 2 puntos che andano da esor giovanos a sas emergenzias sociales e des universidade a sa cultura. Un dialogo aperto con sor cittadinos che pro Lisetta Bidoni, candidata a sindico, l'ordepeti spingere a tornare a votare. In prata Bustiano Usatta, in suo attestimamento, su Movimento 5 Stelle ha presentato la lista sua in appoggio del suo candidato a sindico Emiliano Venu, membro del suo partito che rappresenta in Parlamento. 21 candidatos per un programma che punta a tornare a sa continuità e a scurtare sor bisonzos, pro li tornare a nugoro sa traenzia che li decete, mescamente pro chi è bistata. Un'aula consiliare commovia e attenta a colliu e riporterie in su palato ducale sa sparagola dell'archipiscopo metropolita de Tattari Monsignor Gianfranco Saba che ha cherfiu saludare ufficialmente su cussizzu desa città de Turritana un saludo che arriba a sincrar de su giuramento come ente ordinario militare de Italia. Monsignor Saba ha mentovauso 8 anni che la navidu ghiande arcidiocesi tattaresa e ha faveddau peri de su Papa Novu. S'accabada desa missione pastorale sua l'hanno a celebrare su 25 de maio in occasione desa festa de su votu, una desa recurrenza sprussentia deso stattaresos e pros occasione s'archipiscamu a tannare missa in Prata de Italia. Su Mandrolisa è tornata a falare in Prata pro difendere sa sanidade e cussos presidios fundamentales che un ospedale de frontera che a su Santu Camillo desorgono de petaere. S'appuntamento organizzato da su Comitau de Cittadinos SOS Barbagia a Mandrolisai e Procrasa Sardeche, indennanti de su presidio ospedalieru. Ana tancare vinza sas attividades commerciales pro 2 oras. Custa porta puru si dinunziat una situazione grave e che non si può deprurvaiulare. Sa mobilitazione atta essere finza s'occasione pro pedire chi torre su pediatra, chi mancata dai tempur meda, chi costringe sa gente di questo territorio a biazzor longor, viendesi negau un diritto legittimo. Non ha più esito manco sa proposta de convenzione che in sorduttore scubanoso. Monedas anticar fossile, repertos archeológicos, testimonianzas preziosas de historia, rutas in manos irballadas, recuperadas a pustir gracias a s'attividade de sos carabineros de su núcleo de tutela patrimonio culturale de Casteddu. In su 2024, gracias a s'azione de contrasto a su traffico illicito de benes culturales, sono state denunziate 60 persone, accusate de reatos differentes, chi pertoccano a violazione de legges paesaggisticas, a ricettazione, danno e fura de benes tutelaos. Controllos e indagines perperes, 758 as ispeziones in sitos archeologicos in terra e in mare, 864 verificas in area sutapostas a vinculos monumentales o paesaggisticos, 185 accertamentos in butecas de antiquariau, 33 sopralluogos in sor museos e prurde de che ottomizza controllos in linea a benes culturales in vendita in sa rete. Su bilancio esti spantoso pro un valore de benes e reperto recuperato de plus de 11 milioni de euro. In tresas operazioni plus importantes, Sardegna violata, che in 32 persone denunziadas pro reatos paesaggisticos, dando cara mescamente a sar zonas costieras, sas plus interessadas dai abusos edilizios in areas amparadas. In tresos recuperos un'opera de sus eschentos, sa presentazione de Maria a su tempio attribuia a su pittore Claudio Ridolfi, furata in su 2009 da una parrocchia piemontesa e stessi a campo in una piattaforma tedesca in vendita pro 40.000 euro.
Confcommercio Sud Sardigna pura celebrausa Dia Nazionale Legalità ci piace, dedicata a sparginare la cultura della legalidade economica. Sedizione de quest'anno è doichi a che fiusuta lineare sul ligamene vorte, intre sicurezza e sviluppo che sa sparagulas più sicurezza per imprese, territori e città. Pros occasione hanno presentato la relata Sud e Isole, che in un'analisi supra la conseguenze dell'illegalità in sas imprese del terziario, in Sardegna sul fenomeno criminale espone nell'Acanas a si sviluppo economico locale. Castello e Sorcentros a Furio registrano un tanto artumeda dei robatorios e dannoso e in generale in Sisula su 49% delle imprese considerata peggiorata la sicurezza rispetto a l'anno passato. In sa zona turistica della costa invece si registra meda commercio abusivo e vendita dei produttori frassoso. Pro Confcommercio illegalità in su terziario costa a sas imprese sarda schentina de milioni di euro cada anno, col fin de su fatturaus, a viduzia de sos investidores e sa creschida. Su 36% de sas imprese declara de aver mudaus attividade pro si difendere da esarminetta legalese. Su 29% ha subito a su manco un'azione criminale che è robatorio, furas, dannoso o estorsionese.